Riprendiamo la linea, gentili amici e amiche, la visione all'ascolto dallo Stadio Friuli di Udine, dove si è appena conclusa la partita tra Udinese e Juventus, che ha visto la Juve vincere per 1-0 con il gol di Chiesa messo a segno al 67esimo minuto. Cala dunque il sipario sulla stagione 2022-23. L'Udinese comunque esce tra gli applausi, sconfitta di misura ma non nel morale. Buona prova per le zebrette davanti a Madama alla ricerca quest'ultima dei 3 punti nella speranza di conquistare l'Europa League. Decide, come detto, Chiesa al 67esimo, un diagonale dei suoi che non lascia scampo a Silvestri. Poi occhi e orecchi puntati all'Olimpico. La Roma nel frattempo è ferma sull'1-1 contro lo Spezia. Udinese subito in avanti alla ricerca del meritato pareggio, ma le occasioni ci sono, ma la mira lascia un po' a desiderare. All'83esimo episodio da Moviola, contrasto in area juventina tra Bonucci, mani larghe sul corpo di Semedo, ma il direttore di gara a pochi passi non vede l'irregolarità del difensore juventino. Al triplice fischio finale però, complice la Deo Palla, festa amara per la Juve. Al 90esimo l'ex Dybala riporta in vantaggio la Roma, condannando sul campo la sua già squadra a disputare, vedi UEFA in attesa, la Conference League. Dunque dicevamo 1-0 per la Juve alla fine, l'Udinese comunque va da un 12esimo posto che rispecchia un po' l'annata, vista anche la formazione a disposizione di Sottil. Ora ci si attende che la società friulana intervenga magari sul mercato per cercare di raddrizzare qualcosa. Qui chiaramente nessuno si aspetta la Coppa dei Campioni o l'Europa League o qualcosa del genere, ma ci si aspetta magari il prossimo anno di vedere qualcosa di meglio sotto tutti i punti di vista. Certo, non è facile, bisogna intervenire, come detto, sul mercato, bisogna cacciare la grana per portare giocatori all'altezza della Serie A. Sta di fatto però che una cosa è certa: per il 29esimo anno l'Udinese rimane in Serie A e dunque la prossima stagione ripartirà per il suo ennesimo campionato nella massima serie. Dallo Stadio Friuli è tutto, grazie per la visione all'ascolto, non resta che augurare a tutti voi la più cordiale buonasera.